E che la magia abbia inizio con A Tu per Tu su Partenope TV. So che ci stavate aspettando e siete tantissimi ad attendere questa gran bella puntata. Avete avuto modo di osservare sui social la presenza veramente di un grande artista della canzone napoletana, però prima di introdurlo per l'appunto a racconti, aneddoti vari, andiamo anche a salutare il nostro amico di sempre, Antonio D'Addio. Ciao Antonio! Ciao Ida, buonasera, e voglio subito ringraziare tutte le persone che ci seguono e soprattutto i commenti che seguono alle puntate, perché veramente la trasmissione sta piacendo tanto e di questo dobbiamo ringraziare l'editore Angelo Ucciere, Certo. il nostro direttore artistico Renato De Carmine, tutto lo staff e la stampa che ci segue, Roma, Cronache di Napoli, Lo Strillo e Casoria 2. Diciamo che tu sei sempre sul pezzo, ogni giorno vediamo sempre dei post sui social e questo ci rallegra perché comunque ci assicura anche l'informazione real time. Però adesso io volevo salutare anche la nostra food blogger, la nostra Gemi. Come stai? Buonasera. Buonasera. Io sono, devo dire la verità, emozionatissima. Perché? Perché stasera avremo comunque un grandissimo ospite al quale ho dedicato, guarda, un piatto che è rifatto e rifatto in tutto il mondo. Ce lo copiano dappertutto, ma solo noi campani sappiamo farlo ad hoc. Quindi questo vuol dire che il maestro qui presente è super copiato e invidiato? Ma Io sì, credo proprio ecco. per questo è proprio È una- come io Antonio penso- poc'anzi mi ha rettificato perché ha detto guarda, pensa che il maestro è in auge cioè, si può dire dal 1900 e non diciamo altro, No, perché sembrerebbe che avesse chissà quanti anni, però è un giovanotto veramente, si porta sempre più giovane. Ho voglia anche di consigliarmi, di farmi consigliare. Sì, possiamo dire che proprio sta vivendo una seconda giovinezza, Mamma perché è arrivato mia! in studio così tutto sportivo, poi lo vedete, scarpette da ginnastica, tuta, bellissimo. Lo dobbiamo vedere, Lo dai. dobbiamo vedere, lo inquadriamo, Lo inquadriamo? lo scopriamo. Ad A Tu per Tu, Il il maestro- cantante, il grande maestro artista, il Pino maestro Mauro. Pino Mauro. No, non sono sviolinate. non Eccoci sono qua, sviolinate. buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie di aver accettato Don il nostro Antonio. invito. Io Buonasera. sono onorata di averla qui. Ecco, abbiamo preparato anche un bel salottino per lei, proprio per questo bel dialogo, no? È bello a volte in televisione dare ai Che bello, telespettatori... che bello. Una dalla le porto mariniere sotto la passeggiata. È bello dare la giusta risonanza anche alla canzone napoletana, quella che un po', ecco, ci colora ancora l'atmosfera oggigiorno, ma quella che oramai è passata da molto tempo. Però lei, grazie anche al suo grande talento che porta, non voglio dire dal Novecento, No. assolutamente, però poco ci manca, maestro. Se proprio vogliamo dire se dal proprio 58, dal 1958. 1958. Ma 58 che cosa? No, No, ancora prima, Antonio. Dal primo? sì, Sì. dal primo. No, molto prima. Molto prima. 54. Ecco. Puntualizziamo. 1958. 58 già ero noto. Quindi proprio nel 54, la prima. 54 al Teatro del Popolo di Via Caracciolo, cioè dove c'è il circolo della stampa. Lì c'era un teatro all'aperto che si chiamava proprio il Teatro del Popolo e faceva cinema all'aperto, era la Napoli tranquilla di una volta. Di una volta. Interprete della canzone classica napoletana e anche della famosa sceneggiata. Maestro, quanti ricordi abbiamo della famosa, di quella che vedevamo prima e quella che ci sembrava del tutto diversa a quella di oggi? Si viveva di più forse Di all'epoca? cosa? La sceneggiata. La sceneggiata non è mai cagnato. Sì, però prima si viveva molto di più. Adesso... Come presenza. Come presenza, sì. Beh, è un discorso da fare molto lungo, perché non è che non si fa, non ci sono le possibilità, perché è cambiato l'argomento delle collocazioni dei teatri. Cioè, molti impresari sono scomparsi, i classici Schiavone di Milano, Sì, Cristaldo sì. della Sicilia, e tanti altri, insomma. E quindi adesso molti teatri sono diventati comunali, regionali e quasi sono scomparsi, come il grande teatro Smeraldo di Milano, per esempio. Adesso se vuoi un teatro a Milano con l'Arciboldi, per esempio, devi fittarlo 7.000, 8.000
oppure devi stare nel giro teatrale delle svariate congreghe, Ha detto proprio bene. congreghe delle istituzioni, della politica. Ma vabbè. poi bisogna dire che adesso comunque per produrre una No, scena... volevo dire, Sì. Sì. scusa un attimo dell'Arciboldi per esempio, Milano, vuole sì. 7.000 euro, poi devi fare la pubblicità, poi devi mettere i manifesti del comune, poi i giornali, poi questo, arrivi a 15-20.000 euro di spese, e una serata quando devi incassare? Infatti. Se fai una serata, la gente non ha più soldini, non è più come una volta che Quindi entrare nel circuito teatrale oggi è lo difficile. Smeralda facevamo 15 Sì. giorni, la gente arrivava a Porta Venezia, insomma, ecco, prima di poter vedere lo spettacolo. Ma è cambiato un poco tutta la situazione, ma tornando è come una volta come spettacolo o come fatto. È vero, anche No, come dico- fatto no, soprattutto. ti No, come faccio- fatto. co- Come fatto. Ah, come fatto, non come... Perché al limite gli ingredienti sono sempre quelli della sceneggiata. Cioè, sceneggiata si può cagnare. La sceneggiata Ma per è- lei maestro che non si può cambiare, però per altri un po', forse la confondono Ma troppo perché? con... Lo No, schema fisso è quello, lo schema Lo fisso schema deve è- rimanere quello. Il stesso e valore. a lei piace questa sceneggiata di Ma pure oggi? Sergio Leone ha fatto... Cioè, Ecco, lo metto un po' alla prova. Per quanto riguarda la sceneggiata di oggi, quella che comunque tanti artisti fanno, le piace? Ma quali sceneggiate si fa? Ha detto tutto allora. No, non ci sono le Non ci sceneggiate, sono un le- tema un po' perché non ci sono produttori che Sì, investono sì. Ma tanti soldi. se vogliamo discutere di qualcosa che viene fatta la sera alla mattina, vabbè, innanzitutto per fare uno spettacolo ci vogliono 5 mesi di prova. Ecco. montare la scenografia, soggetto, copione, sceneggiatura, mica si fa una cosa così. Cioè io all'epoca, quando facevo dei grandi, cioè quando iniziammo con il Teatro San Ferdinando, la scena costava già 20 milioni perché ammortizzava in 120 serate e poi avevamo già tutto il giro teatrale. Oggi tutto questo non c'è. Non c'è. Ecco, questa Se è la uno differenza. va pazziare, poi va pazziare, che per le buone si mette a fare l'attore, si mette a fare... Ecco, volevo che concludessimo in questo modo. Vai. Il maestro ha detto una cosa proprio oggi improvvisano. sì, vabbè, ma all'improvvisazione... Tanta improvvisazione. Sì, Ma a Napoli purtroppo, cioè, poi io non voglio entrare in questo argomento perché poi dicono che io sono... Perché No. io no, voglio precisare Sì, subito questo. sì. E questo lo dico pure ai Sì. telespettatori, diciamo, i miei colleghi che forse sono poco documentati e poco... Cioè io non sono abituato, e lo dico a voi, ma qual è la telecamera? Questa. Quella. Eccolo là. Io non è che non desidero che i giovani arrivino, ci sono tanti giovani che sono bravi. Io non accetto l'improvvisazione. Se qualche mio collega diceva che andava tutto bene, oppure per farsi la benevolenza, va, diceva, dice sì, che te fa? Per accalappiarsi la simpatia degli altri. Io no. Io quando io a scuola non è che l'ho continuata, però ero bravo. Solo che poi non c'è più a scuola per svariati altri motivi, dove praticamente negli anni 50 era molto difficile. La morale è che non è che mi piace dire come è bravo questo quando non è bravo. Se non è bravo io non lo dico. Ecco. E dobbiamo dire appunto che stasera noi vogliamo puntualizzare che il maestro Pino Mauro non è che è polemico come si dice, Bravo. vabbè, quello è polemico. Gli piace dire la verità, insomma, No, se è è una schietto, cosa è sincera, schietto, è sincero. quello che brava Capisco che la verità fa fa male. male. Sì. Però Chi era la Caterina Caselli? La verità ti fa male, lo La so. verità Nessuno ti mi fa può male. giudicare. La Caterina Caselli, sì. No, vabbè, Vabbè, concludiamo la questo verità è- capitolo E sulla io però verità. volevo chiedere una cosa al Vai. maestro. Visto che ci siamo documentati, dopo vedremo anche delle foto dei tempi d'oro della sceneggiata in cui lei appunto praticava questo genere artistico. Abbiamo visto con Beniamino Maggio, con Rosalia Maggio, con
Maria, insomma con tanti vari... Questo è l'argomento. dico che cioè, i ricordi che avete di Ecco. quel tempo. ma i ricordi sono infiniti. Innanzitutto io mi contornavo di persone, di attori che era l'impero di Napoli, Beniamino, Rosalia Maggio, Vittoria La Rosa, Trottolino, che so... Maria Di Maio pure abbiamo visto. Maria Di Maio è stata una vita con me, e poi Ciro Capana che è venuto da me con le prime armi, con lo stesso Vincenzo Merollo, la stessa Pamela. Li avevo, tutta Maria Di Maio me li raccomandava, però con Ciro Capana ci ho fatto un lavoro straordinario. Oggi tutti gli dicono, lo stesso Paolo Sorrentini gli dice Sì. come che è bravo eccetera, ma con Ciro Capana ho fatto un lavoro per 8 anni straordinario, cioè che candinella a mano, ci aveva la seggia a mano, non muovere in mano, non muovere quindi non si arriva, non si mette, cioè quando si parla del palcoscenico è che uno che vuole fare teatro deve incominciare a capire come si parte in dei quinti, col piede destro o col piede sinistro. Non è che perché se no fa freddo, a paese mi si dice si giampa che ne piede, no? Invece deve stabilire con quale piede fare per trovarti al centro del palcoscenico. Va. Voglio concludere anche dicendo l'unico che poteva contendere a Mario Merola il titolo di re. No, ma, No? beh, ma questa situazione del re, Erano i due re della sceneggiata. io ho iniziato molto prima, Sì, ho iniziato sì, molto lo sappiamo, prima. lo sappiamo. Ricordo a Mario che, cioè, voglio dire, quando che abbiamo girato il mondo insieme, questo sì, ma non solo con la sceneggiata. In America siamo stati 10 volte insieme a fare spettacolo insieme. Facevamo la monetina la sera, a Toronto, Montreal, Boston, Philadelphia, New York, Trenton, abbiamo fatto... Ma la monetina che usciva prima? Certo, sì. Vabbè, questo lo sanno No, tutti. Antonio, con questo possiamo togliere dei dubbi a tante persone che Ma certo, pensano, certo. pensano che comunque tra il maestro Pino Mauro e Certo, Mario ma io Merola fui, ci tanto fosse è vero, rivalità. ma tanto è vero che quando lui ha cantato, per esempio, cioè lui fece la sceneggiata di Malufino, Sì. ma io già avevo lanciato Malufino, ma stavo già in mezzo alla sceneggiata, prima a fare l'attore giovane, poi tanto è vero che quando lui ha lanciato, voglio dirlo questo perché Sì. per chi è documentato, perché poi ci vorrebbero, molte persone non ci sono più, Lancella per esempio, Nello Lancella che è l'autore di 100 appuntamenti. Quando lui ha cantato 100 appuntamenti al festival, hanno chiamato a me come interprete della sceneggiata. Quindi voglio dire, Mario veniva a vedermi, poi dopo cioè praticamente ha incominciato questa rivalità perché avevamo diciamo lo stesso stile. Dopo però, perché Merola era bello, perché Merola era amante pure di Sergio Bruni, cantava, la sua personalità è arrivata dopo, questa grinta, questa cosa, come anche io dalle canzoni sdolcinate del 54 al 70, poi sono nate le canzoni non sono nate, ho ripreso le canzoni di cronaca, le canzoni di strada, quelle che faceva Manona, quelle che faceva Papaccia, Parisi, Pascariello, eccetera, eccetera. E che fanno parte della cultura e della tradizione. Che è la grande cultura, è la grande cultura teatrale, perché anche Otello viene da, se vogliamo, i Murti stanno pure là. Sì. E quindi dopo è arrivato questo genere sia cinematografico che teatrale, che qualsiasi cosa che facevamo, la gente correva da tutte le parti, ma non c'era, la rivalità l'hanno creata, sai, le bande dalla parte sua e dalla parte mia. Però eravate buoni amici. Chi le canta 20 canzoni, chi se ne canta 10, chi ne canta 15. Vabbè, chi ne sempre canta il 20. popolo che sempre crea questa comunque rivalità pure tra è il Pino popolo. Mauro non è stato mai, almeno non è stato mai discusso
artisticamente come cantante, come scolasticamente, cioè quella stoffa che sta lì dentro che si fa così. Quella ci sta Questo- ed è... questo Diciamo che il maestro ha innato. portato... Questo fatto qua, no? Ecco. Lo conoscono solo qualcuno questo fatto qua. Diciamo che lei ha portato la sceneggiata anche in Rai, diciamolo, no? Nel 1973 Tre, sì. con Pietro De Vica, Anna Walter, Arnoldo Foà, Luciano Rondinella, Anna Maria Luciano- Ackerman. La regia di Velia Magno, sì. con la regia di Venemanni e quindi E il non narratore- era sceneggiata. E Arnoldo erano Foà quadri. faceva il narratore, quindi Sì. un cast eccezionale. Bello. Questa fu la prima approccio che si rubò in Napoli, pure mi ricordo che i carcerati, Sì. che allora avevano un solo filo che trasmettevano, cioè il mondo nelle televisioni che si appicciano loro, tanto era comandata E videro quel programma, videro quel programma. E quindi praticamente che stavano che cavetta a mano vicino alle sbarre. Comunque era Vabbè, una ma bella- ci sono dei susseguirsi Sì, di successi, poi- però... sono poi- degli aneddoti. Aneddoti, li sì. raccontiamo. Adesso Vai. stiamo vedendo e stiamo raccontando il maestro Pino Mauro dal punto di vista proprio artistico, però abbiamo scelto anche delle fotografie, il blocco numero 3, in cui vediamo un po' il lato personale del maestro e poi dopo lo commentiamo. Tanti aspetti, tante immagini private. C'è una foto dei miei 14 anni. qui. Sì. Sì. Una delle prime, che con questo, i capelli tutti boccolati. Ma poi questa moda dei capelli e delle basettone pure. Ecco, Le all'epoca. sì. basettone all'epoca, come oggi per esempio, li portano tutti. Le basettone era un'epoca che andava molto di moda, non è che soltanto io. Io che seguivo, sono stato sempre uno attento alla moda, anche perché papà aveva delle sartorie con i miei fratelli antichi da 300 anni, insomma. E quindi mi faceva delle cose, lui quando misura. arrivava in galleria. Ma anche adesso, vediamo quanto è chic, Sì, elegante il sì. maestro. Lei è un eterno ragazzino. Ma io mi aggiorno pure, non è che non fate mi aggiorno. bene, va bene. Io non è che mi sento i cantanti moderni, io mi sento a Sinatra, mi sento a bravo. Duke Ellington, a Dizzy Gillespie, mi sento a Pina Daniela, mi sento a questa gente, cioè dove io posso apprendere delle cose. Cioè io sono pieno di dischi americani. La mia musica è la musica americana. Io sono stato già moderno quando sono Tempo fa. Ma entriamo anche nel suo aspetto Io personale, mi metto a però, giacca e smog Sì, col pantalone e la tuta e i scarpe è bianche. bellissimo. bello, bello. Sì. Fa tendenza. Mi sembra di vedere quando dovevo andare a Sanremo che c'era la canzone Addio amore che scrissi assieme con Gigi D'Alessio e che poi non sono è accaduto qualcosa, però la canzone Ci stava. e quindi anche lì mi fecero questo jeans chiaro, strappato, con la giacca da smoking con Bello, la sciallata e con una maglietta e l'impermeabile su, dovevo uscire. E poi facettemi di manesca. Ma Pino quanto è cambiato, ecco, da quando era ragazzetto ai giorni d'oggi? È cambiato qualcosa in Pino? Non è mai cambiato, Pino. Il carattere è rimasto quello. Non è mai cambiato perché uno che nasce quadro non può morire mai nulla. Bel Chi proverbio nasce questo. un quadra mai Quadra, non muore. mai non muore. Perché no, cioè, non bisogna cambiare. No? Nella vita se cambi, sì, puoi
Io per non cambiare mi sono perso Forse un sacco modificare qualcosa. Poi Tantissimi ma treni nemmeno, ha perso ma nemmeno. nella vita. Io mi sono perso un sacco di treni per essere quello che sono, perché non mi piego, non dico anche sì signore quanto è giusto, se non è giusto io dico perché ha già fatto dei compromessi? Un grande esempio. Sì, e da allora, quello che sento penso che non abbiate neanche rimpianti, no? Io non ho nessun rimpianto, non tengo nemmeno l'impianto di qualche disavventura che ho avuto, nemmeno quello. Non tengo Che rimpianto. poi è uscita alla grande là. Appunto dico, io non ho rimpianto, rimpiango solo chi mi ha provocato quella cosa lì. Dico povero scemo, povero Dio, non ci è arrivato, perché sto ancora qua. E ha detto che non si è so se lui- spezzato. Sì. Io sto ancora qui a parlarne. Mentre, vabbè, nella vita non è capitato solo a me, è capitato A tanti. Il necessario è camminare a testa testa alta e dire, io sto sempre qua. Noi stiamo raccontando un po' così, per sommi capi, la storia e la carriera di Pino Mauro, ma adesso ci interrompiamo un attimo, ci sentiamo un grandissimo successo, seduti qua dal nostro divano e poi continuiamo. O bene mia. Modre me chiagna coppa a spalla mia, mentre racconta tutte le pene sue, e non si accorge che fa gelosia, mentre se parli e trema come a che. O sa, c'ha già sbagliata, colpa mia, o bene mia, e lei va fa sapere. Oh bene mia, non si poteva dire con una parola, cercava prima tutte fa carriera, E farla fa vita da signora. quando guardava mentre cresceva in mezzo alla diciura, io me l'accarezzavo con pensiero, e più la guardava e più la voleva bene, ma io pensavo che sa Caponata sto giorno s'è rubato, che tengo a che vedere con questi lacrime. Questa casa oppanata non per me, da 10 anni che sta vita mia, per tornare di nanna insieme a te. O sa, c'ha già sbagliata, la colpa mia, o bene mia, se lei va fa sapere.
quando guardava mezzo alla diciura, io me la accarezzavo col pensiero, e più la guardava e più la voleva bene. Ma io pensavo, chissà che te, caponata stu giorno s'arrubba, stu giorno s'arrubba, stu giorno s'arrubba. Sto giorno s'arrubba. Diciamo è stata una bella rivisitazione di Sì, questo pezzo. Canzone classica Canzone napoletana, classica questa si napoletana. può definire una canzone classica Già, napoletana. Sì. siamo, quando, allora, vi voglio precisare anche, perché adesso il web, questi social, cose, hanno combinato talmente un casino. La perché, confusione. diciamolo, queste sono cose importantissime, perché questa canzone è stata incisa come minimo da 300 artisti. Sì. Insomma. È stata cantata per tuttora da 40 anni, ha cantato più di 40 anni, Sì. dall'80 a più di 40 anni. E praticamente ha venduto milioni e milioni di dischi e continua. È stato fatto nella versione, anche pure con Gragnaniello e Raiz, Raiz, c'è sì. un'altra versione. Voglio dire che quando si vede sui social 50 milioni di visualizzazioni, signori miei, 50 milioni di visualizzazioni, sono pure scema, ma che io dico, ma i dischi che non stanno, casomai c'hai il disco su a casa e la mamma o la nonna, perché 50 milioni sa da vendere Francis Ford Coppola, insomma. Star. Cioè, Entri dico, nello ma Star non System. facete ridere le galline, insomma, perché le 100.000 visualizzazioni equivalgono a 100 milioni, quelle vere. Quindi io non lo Di so. quei vissuti, Non so. dei dischi venduti. No, ma che le ci stanno tuttora, per esempio io ho messo questo, Sì. questo video qua, Sì. è un anno, a 110.000 senza mai comprare, perché poi c'è giochi che si comprano le visualizzazioni. Vabbè, Giochini. Cioè, Quello che spendono- gira sui social, vabbè, Però- si sa, no? raccimolando anche qualche cosa, insomma, perché se tu ne spendi 2.000, cioè, Sì, sì, è tutto un io mercato, figurati dopo tutto un che si mercato. rompe i soldi ai social e là sta buono. Ma a proposito di social, che ne pensate? Cioè voi vi diverte è social, vedere, è la leggere? rovina del mondo. Lui è social però, lei ogni tanto pubblica qualche Ma tu storia. per sopravvivere devi fare questo, altrimenti Per scompari. adattarsi. Perché sennò ci mettiamo a aspettare mare a venire e a coccoronare, che facciamo? insomma? bravissima. Cioè quella lì non è più la RAI di una volta, quando la RAI ci chiamava, ci pagava, eccetera, eccetera. Mo comanda per esempio Sanremo, è Amadeus. Si può, Sì. Amadeus l'hanno scelto per fare Sanremo. E Amadeus Cumano. A venire, sta da domenica, stabilisce se ha da cantare Ciccio Sturto o di Allora, lei ha nominato prima Raiz e Enzo Gragnaniello. C'è stato un album con gli amici che lei ha Certamente, fatto con gli sì. amici? Certo. Ricciardi, c'era Zurzolo. Questo qui. Sì, questo qui proprio, sì. Con grandissimi musicisti Sì. come Marco Zurzolo, Daniele Sepa, Ciscognetti,
Fausto Mesolella, Mesolella. Lucariello, Toni Cercola. Lucariello, cioè, Barbara un Bonaiuto, album tanti, tanti. da far paura. Una bellissima serata all'Augusteo dove sono andato pure Sì. io a vedere uno spettacolo bellissimo. Bellissimo. No. Si dovrebbe, Adesso si dovrebbe ripetere quello spettacolo, è bellissimo. Ma io adesso Ah. Non solo in procinto di quella bella cosa che poi ci ci svelerà stanno cose tra migliori, poco. ci sono cose Sì. migliori. Poi in questo momento sto realizzando Ecco, lo dice. un bel album non lo so quando finirò, fra l'anno, fra 2 anni, non lo so. Con pezzi di Gragnaniello, di Abitabile, di Ma mi sembra che Gigi D'Alessio ha arrangiato pure un suo disco all'epoca. Sì, Gigi D'Alessio ha arrangiato con 3 dischi 3 miei, dischi, sì. 3 dischi miei, tra cui poi sono andate in giro quelle basi. Ah, Io sono in guerra, con alcune piattaforme che proprio i 2 dischi di Gigi. è giusto che si dica, maestro, sì. Lì, se io ho sentito, scoprì sulle piattaforme Spotify e altre, Amazon, che in coppia in base mia aveva cantato un cantante pugliese. Oh cavoli. Ma quando tu arrivi sulla Believe, è una piattaforma, no? Che questo signore aveva messo la voce in coppia in base mia e praticamente li ha dati a tutti. Questo è uno che vendeva i dischi, è uno foggiano, non c'è più, poverino. E intanto io, quando ho caricato le mie canzoni originali, a Believe dice no, aspetta, che sono io due, è i kill. Penso un po' che cosa ho dovuto fare con i social e sto ancora in guerra. Cioè praticamente poi a Gigi sono quasi 13 volumi tra Bovio, di Giacomo, Viviano, Tutti gli autori classici. Va bene, tutti gli autori classici. Non so, anche questo cantante, anche da lì ha preso le basi, non so da che fonte viene fuori, che sapete, una base per 100 euro, 200 euro, eccetera, eccetera. Che pirati, Ecco, questa è quindi pura pirateria. ecco perché i social non mi piacciono, però c'è sta. Vabbè, giusto per Ci devo stare insieme ai anzi, suoi adesso io amatori. ho caricato perché Ho visto che tenete un canale, sì. Sì. il Canale mio canale YouTube. perché praticamente alcuni credevano che io cantassi, cioè la generazione che è venuta dopo, insomma, dal 70, insomma, da quando il 70 è iniziata, è riniziata la canzone di cronaca. Ma io dal 54 al 70 ho fatto 6 festival di Napoli, 8 piedi di grotta, audizioni di piedi di grotta. Bisognerebbe fare una trasmissione a parlare solo delle audizioni di piedi di grotta. E quando volete la possiamo organizzare, Perché certo. qualcuno sarebbe bello. crede che sia la festa di piedi di grotta, mentre erano i festival di Napoli di una volta, dove era rovesciuta una serie maggio, Santa Lucia Rondale. Peccato però che non c'è più infatti, questo questi tipi di Sansa, sì. trasmissioni. Poi il Festival di Napoli, è vero, manca tanto. Ma il festival di Napoli, con chi sa ma pigliamo? Vabbè, con nessuno. Comunque con ci sono anche dei saluti nel Sì. corso della puntata, dei saluti che vengono mandati al nostro maestro. Cominciamo dai saluti numero 1. Pino Mauro. Pino Mauro è uno degli artisti, non cantanti, artisti, che ha marcato in maniera chiara, potente, la canzone napoletana dal dopoguerra in poi. Era 1999, io lavoravo con il maestro Tonino Esposito e Tonino tirò fuori dal suo archivio 2,45 giri. Li mise sul piatto, li ascoltammo insieme e a me sembrava che a Via Toledo stesse girando un film Ennio Morricone e il protagonista fosse un cowboy romantico, intelligente e pieno di arte. E nella mia mente in quel momento passavano le immagini di Pino Mauro. Grazie Pino per tutto quello che hai fatto per la canzone napoletana. Non solo Mauro Gioia lo ringrazia per quello che ha fatto alla musica napoletana. Cosa abbiamo da dire? Signore, Sì. questo Mauro è stato nello spettacolo pure dall'Augusteo, che ha inciso assieme a me Puceria l'Amaro, una canzone
di Gaetano Di Maio. Praticamente questo signore è uno dei più grandi artisti che noi abbiamo a Napoli. Che casomai lo conoscono poca gente. Infatti ci siamo incontrati poche sere fa dove lui faceva una conferenza su Caruso al Trianon e poi vive a Parigi, lui vive a Parigi insomma gira il mondo, è stato un trailer, e questo è Mauro Gioia, Sì, Mauro cioè è un antenato di chi lanciò a cartolina in Napoli, Mario però. Gioia. Bello. Però hai capito? Questo Questa signore. chicca non la sapevo. C'è tanto da imparare dal maestro. Maestro, Sì, ma sì, adesso da una parte andiamo all'altra, perché giustamente la sua vita è fatta di capitoli, no? Tanti capitoli. Parliamo del cinema, dove ha visto la sua presenza in tanti film. Però c'è una curiosità che devo dire. Lei ha rifiutato un gran ruolo, quello di Santino Corleone nel Padrino. Eravate proprio ricco di impegni nel 1972, meno male. No, cioè, questo è una storia che poi c'è chi crede, chi non crede, ecco. Eravate impegnato veramente. Cioè, io non potevo, ero a New York al Madison Square Garden, abbiamo delle locandine, quindi non ci sono col Giro Mike, c'era c'è ancora Tullio De Piscopo che è vivo. De Piscopo faceva il batterista di Luciano Tajoli, poi c'era Marcella Bella, Albano e Romina abbiamo visto. no, dopo Marcella Bella, no, io parlo del Giro Mike. A Madison non avevo cantato ancora nessuno, tanto è vero che ho sentito la polemica della Zaric, dice io non ho mai cantato perché c'erano i mafiosi, quali mafiosi? Ricordo questa polemica. Ma tutti gli impresari tutti gli impresari hanno a che fare, tutti gli artisti, che siano mafiosi, noi non li sappiamo, ma sono grandi imprenditori, che siano, insomma, morali, cioè, bene lì. Io a Napoli arrivavo là, ma subito vado a capo, cominciò lo spettacolo, tenevo impegni, eccetera, eccetera. Mi fu fatta questa offerta di restare a Los Angeles per oltre 5-6 mesi. Come si faceva? Per vedere per fare provini e tutto quanto. No, poi può darsi che... Certo che oggi non lo so se ci ripenserei, insomma, perché poi non sai mai, ma forse non mi fossero accadute delle cose, cioè, chissà, vabbè, comunque non si torna indietro. È vero. Onore e guapparia, i figli non si toccano, i guappi non si toccano, attenti a quei due napoletani, possiamo dire una prima fase del cinema di Pino Mauro e poi da Amore e Malavita è cominciato proprio un'altra rinascita. E vabbè, questo poi è il prosieguo del cinema sceneggiato. Io lo ricordo come adesso, ero al Torre del Greco, al Corallo, Grazie Maria. Grazie Maria. Cioè, un po' 40 anni, mi stavi cantando ancora pure i guaglione. Sì. Allora voglio dire, è successo, su chi che rimane nell'Inter Reggi. Dove impazzire le creature. Allora ero lì e venne Tiziano Longo con Franco Marino, erano gli attori. Forse già tenevano in capo allora, mancava il cinema di Amedeo Nazzari, di Von Sansone, mancava Tormento, Catene. Cioè, tu chiedi oggi a un giovane oggi, la cultura è la cosa più importante dell'artista. Sì. Se uno fa l'artista da leggere 7 libri, Conoscere le origini. praticamente al primo atto vedi in camerino e dice qua stanno un regista, Franco era quello che faceva il cattivo nei film di Pasquale Squittiere, Franco Marino, e mi dice mi piacerebbe fare un film questo Tiziano Longo. Così iniziai questa
questa avventura. Anni prima avevo fatto delle cosettine in classe di ferro, perché io sono di quell'anno, della classe di ferro. C'era Maurizio Arena, Rosario Borrelli, e fatto delle comparse, delle cose. Così iniziai, feci questo film e non ti dico, uscì in tutte le sale d'Italia, ma con 5-6 cinema. No, grande successo, sì. Uno, tu zeppi per giorni e giorni. Poi è stato tradotto anche in inglese, come I figli non si toccano. Poco è buono. Poi è stato, io avevo un contratto con questo Tiziano Longo di 20 film con una produzione spagnola, e capitò che questo Tiziano morì in un momento e poi molte cose ho rifiutato, non mi ho rifiutata per esempio un film, non diciamo come, quando del battesimo di mio figlio, eccetera eccetera, vabbè. Perché poi diciamo troppe cose. Ma riguardo i Manetti Bros, Amore e Malavita, loro i manetti che adesso sono fuori con Diabolic, Diabolic. E i Manetti sono dei grandi cinematografari che amano Napoli, per fortuna. Amano Napoli, sì. Marco e Antonio sono due, e praticamente quella storia di Amore e Malavita è la storia del motoscafo, la canzone mia. Ha avuto risvolto sociale quella canzone, maestro. E che è stato tutta fatta intorno alla canzone, cioè è un po', poi se ne va un po', però tutte in musica sono tutte, sempre che stai sentendo un motoscafo. Non capisco perché poi i Manetti dopo, perché una volta si va a chiamare soldato, no, Guappa innamorato, o si va a chiamare Guaglioni e Malavita, non sapevano il titolo, è nato dopo Amore e Malavita. Così dice, ma mi volevano dare un ruolo più, però era di un mio collega, io non me la sono sentito, però Marco mi disse, allora scriviamo un pezzo dove devi esserci per forza, e mi scrive Chiagna femmina, Nero Nelson, mi scrivono Correza, hanno scritto questo pezzo che poi siamo andati a Venezia. Grande successo. Io ricordo che nella proiezione la gente ha applaudito come paga la mia. Poi mi ritrova ai David pure. Sì. Ai David perché era stata già combinata prima chi doveva passare, non per i miei colleghi, perché l'unica canzone che è bella è stata Chiagna e Femmina. Non lo so. Il David, se non tenga Davide, tenga Michelangelo, che sembra Davide Segliano. Però sono soddisfazioni. O Donatello, Michelangelo, sempre quello. Sono grandi soddisfazioni, e noi Chiagna Femmina adesso ce la sentiamo qui, sempre Piazza Plebiscito, sempre dal nostro divano, e ce la ascoltiamo. Chiagna Femmina. O soldato innamorato l'hanno già scritta e cantata, vi racconta storie nate, non mi sola e disperata. Per una guerra sono partito,
e già sacce non tornare contro una maggianisa, ma voleva che là chiagna femmina, o vestito bianco che non ti puoi più mettere, perché senza suono né speranza amore tuo non ti sei sposato ancora e già si vede mai. Così strenumente. A vendetta chi comanda è spietata e senza tregua, poi ogni figa una pistola chi ha sbagliato da papà, cagne femmina per tutte le figlie che non ti può crescere, per una vasa che sta bocca non ha avuto mai, non ti sei sposata ancora e già si vede mai. No, questo Ecco finale qua. è impressionante, Sì, maestro. però prima di commentare, Sì. vediamo un attimo Vai, Antonio. i saluti numero 6 e poi insomma facciamo tutto un commento. Un grosso abbraccio, un grosso saluto al maestro Pino Mauro, che per me è sempre un punto di riferimento, lui lo sa. Io gli scrivo spesso, ci sentiamo spesso e i suoi consigli sono fondamentali per me. Io voglio tanto bene, è veramente un artista, oltre ad essere un artista di grandissimo spessore, è anche un uomo di grande umanità, ed io ho bisogno di un confronto costante con lui. Quindi un grosso bacio, un grosso saluto al maestro Pino Mauro da Nero Nelson. Amore in Bravo, malavita. Allora. Nero Nelson. Io non mi aspettavo, perché proprio prima lo nominavo. Questo lui è l'autore di tutte le musiche di Amore e Malavita, perciò gli voglio bene. Sì, è Gli bravo. voglio bene perché lo sfruttano e ha delle qualità stupende, non solo moderne, cioè è una bella persona. Quindi se non fosse stato per lui che quella sera ai David, fu lui a detto, aspettate, in televisione, sul primo c'era Carlo Conti, e disse io devo salutare Pino Mauro perché è così e così, perché lui sa che lui avrebbe preferito Chiagna femmina che pigliava Davide di Donatello. Ma poi senza offesa agli No, altri a chi l'ha miei colleghi, preso. perché Antonio, c'è una dichiarazione Sì. del maestro Pino Mauro. Disse: sono stato sdoganato, adesso tutti i rapper mi chiamano zio. sì. Per aver preso comunque Ispirazione. ispirazione anche alle musiche, no? Ma Di Strade di Popolo. diciamo che i rapper arrivano dalla canzone di strada. Eh sì, La canzone di strada, quando dico la canzone di strada, dico la canzone di Giacca, sì. la canzone di sceneggiata, Sì. cioè la canzone, tu senza una storia, sì, le canzoni, molte canzoni nascono a tavolino, cioè, forse i grandi autori moderni hanno sempre qualcosa, nasce da un fatto che succede in strada. Quella è la canzone dei rapper, come l'America, il fatto di contestare certe situazioni di uno Stato, perché il governo, cioè sono delle cose vere. Allora mi chiamano zio perché io ho sempre cantato queste storie, l'ho già cantate in altra maniera, loro li cantano con questo genere che Con il loro stile, hanno sì. importato dall'America, Sì. rappati, perché il rap poi pure Proviene se, dall'hip hop, quindi pure se sì. non vuoi cantare,
Vabbè, puoi puoi farlo cantare. Ho capito, anche se non sai cantare, lo puoi fare. Lo puoi fare, no, allora va bene, perché chiaramente a Napoli abbiamo Clementino, vabbè, ma Clementino già è da piccolo che lo fa. Poi abbiamo... Adoro, Clementino e Rocco Hunt. Vabbè, anche io ho avuto il piacere di Luché. Ci ha girato la benedizione Sì, bravo. già tempo fa, che voi lo potete vedere anche sul mio canale, Sì. eccetera. Comunque mi chiamano zio Pino. prima di tutti quanti, Sì. prima di tutti ha già fatto con Lucariello, e poi fui invitato con quella trasmissione che c'era a Lucariello, c'erano tutti i rapper del mondo, Sì. come si chiama quella Bibbia? Ah no, facciamo pubblicità, No. dove a Bagnoli facevamo quella serata in diretta con questa grossa ditta internazionale di bibite, dove c'erano tutti i rapper. E io andai fuori legge con Lucariello. Bello. Bello proprio questo fit. Sì, ma infatti Pizzo c'è il disco comprato, Sì, Napoli sì. canta e amore, dove ci sta fuori legge cantata pure al rap. Vediamo un po' altre fotografie così, ma noi abbiamo scelto soltanto quelle più rappresentative, perché insomma ce n'erano tante della carriera del maestro Pino Mauro, ma vediamoci questo primo blocco di fotografie dove insomma si racconta a sommi capi la carriera di Pino Mauro. Abbiamo incluso un po' il tutto tra filmografia, Quanto concerti. materiale. Tengo pure da Pietro Rossi Venezia. Sì, abbiamo visto. Con come si chiama? La Gerini, con la Serena Rossi. Serena Rossi. Invece avete visto a Andiamo. Sanremo faranno il green carpet invece di red carpet. Vabbè, non ne parliamo. Io volevo... mi ha guardato già. Vabbè. No, volevo una mia curiosità invece, Sì. visto che Era una battuta, maestro. abbiamo visto anche delle locandine. Volevo sapere un po' questi Albano e Romina, Sì. che impressione ha avuto quando le ha viste? Quello chi li ho primitivi ma duri. Perché Albano è fortissimo, è un grande artista, non c'è niente, perché poi facemmo un altro viaggio dopo quello di Giromaic, ci sono lì delle fotografie del Madison, dopo l'ho rifatto con la banda dei bersaglieri, pure c'era 100 persone, si aspettarono a New York, e Albano, il figlio e la figlia poi, siamo andati all'aereo, io stavo con Romina, e i figli venivano sempre vicino a me, allora disse la mamma, ma Romino, ma lascialo stare, falli pazziare, cioè, praticamente lo conosco bene, e quindi facemmo un'altra volta Madison, Montreal al Colosseum, che sembrava ad stadio, Colosseo antico però, c'era la neve mi ricordo, e c'era ancora qualche napoletano a Toronto, quando facevamo Toronto c'era ancora Bob Vinci che abitavano lì, eccetera. Quindi
quindi vedere queste cose qui, sì è vero, Sanremo fa bene, cioè, Sanremo non lo so perché mi è mancato questa Sanremo, porta dentro qualcuno, addio amore quest'ultimo sorriso, questa canzone qui la conoscete, no? È di me, è mia, è d'Alessio. Bello. Prima di ero lì per provare Addirittura quindi arrivata alle Sì, prove. alle prove. certo, il mio discografico era Palumbo, Elio Palumbo. Ah. E praticamente io arrivo là e a un certo momento buttano fuori la mia canzone dicendo che la mia canzone era stata già eseguita tempo prima. Cioè la musica. Sì. Oh, che cattiveria, Una però scusa, mi viene... devono trovare una scusa. No, vabbè. No, ma questa ed è vero. No, ed è vero. Ed era vero. E Cioè, quando ho inciso questa canzone, io ho inciso questo testo con un altro testo con Pasquale Imparato, fu tutta un'altra cosa. Però poi c'era su questa musica che io ho scoperto che è vero, ci ha messo la voce pure di Nara Marera, una cantante, una nostra amica napoletana, che tu conosci pure, insomma. però che quindi non si dispiacere. poteva. Allora io dico, perché tu sai le regole? Infatti. Non diciamo, vabbè. Diciamo, vabbè, allora Antonio, doveva visto che andare così. doveva andare così, ecco, diciamo questo. Allora, visto che ci vorrebbero veramente tante puntate Sì. dedicate al maestro Pino Mauro, giustamente non c'è tempo, anche perché il maestro tra un po' sarà irreperibile, perché affronterà una serie non di peripezie, maestro, assolutamente, di cose belle che stanno per accadere nella sua vita, però dopo ce la racconterà. Sicuramente, però adesso le devo far vedere una cosa molto importante, perché qui abbiamo una food blogger. Ma che è sta Ve la presento. Esperta di cibo. Esperta di cibo, di pietanze. pure qua, c'è una bassa. Ma una bassa che a casa mia mi dicono, papà devi dimagrire. Mamma In mia. cucina con Gemi, maestro, e lei ha preparato proprio un piatto dedicato. Mamma mia, fammi Sì, imparare. infatti l'abbiamo Perché detto poi sono prima. un grande cuoco, capito? No, ecco. l'abbiamo detto prima, infatti abbiamo dato un Hai grande mica una indizio. cuta, una cagare. Abbiamo dato un grande indizio e ho detto che per il maestro aveva preparato un piatto buonissimo, il piatto che secondo me Un è il ragù. più buono al mondo. Quindi ho fatto dei rigatoni Al ragù. a ragù napoletano. Oggi mi sto a casa. Ragù napoletano perché? Ma Perché ci pensate assieme ricordiamo... a No, solo le cose, la coppia, capito? no, vabbè. Ci ricordiamo infatti che è un ragù a cottura molto lenta e non solo, questi se vogliamo comunque parlare di cenni storici ritorniamo praticamente al Medioevo, Sì. perché nasce praticamente in Provenza e tant'è vero che si faceva uno stufato di carne di bue a cottura lenta e da lì poi è nato e poi è stato portato praticamente in tutta Italia e nel mondo. E ora è solo da provare e E in a più Napoli è il sappiamo che nostro comunque preferito. anche Edoardo De Filippo ha dedicato a questo piatto Sì. una grande poesia chiamata Un Raù. O raù. Ma compagna mia, io la faccio tagliare un mese. Allora, mo ci spiego pure gli ingredienti che metti. Certo, ma gli ingredienti poi li trovate comunque nel blog. Allora, tutti gli ingredienti. mia madre era macellaia pure, no? A tempo di Ma mio infatti, come ho padre, detto prima, bisogna saperlo anche fare. sì, a coperte sì. gustata, a tracciare, a lingua, a purpetta. C'è tutto un misto di Ah, carne. salsiccia. Lo fa completo il E misto. praticamente poi da 7 ore. Sì. 7 ore e non ti dico. Devi pippiare, Ti sì, mangia sì. per 3 giorni. Che sempre. squisitezza. No, ma quella è una squisitezza. La salsiccia appunto dei cortili la rete. Maestro, dopo dovete anche assaggiarli, Dopo li Maestro, assaggiate. dobbiamo assaggiare. Già sbatto l'acqua. Però lei ci deve dedicare una canzone. Tra un po', tra un po'. Tra un po'. La vogliamo fare in finale? Al finale. Sì, Vabbè, in perché adesso finale. parleremo di attualità. In Antonio, finale. cosa ci fai vedere? No, adesso? voglio far vedere i saluti numero 4, Vai. perché questo ci offre lo spunto per poi parlare di un film che ha avuto anche Sì. questo un grandissimo successo e tanti premi. Saluti numero 4. Parlare di Pino Mauro per me è un privilegio. Ho avuto occasione e onore di incontrarlo durante le riprese di un film, Il ladro di Cardellini, e dal punto di vista umano
è una persona straordinaria perché mi ha deliziato con i suoi coloratissimi aneddoti, facendomi vivere quegli anni in cui io ero un giovinetto e quindi non avevo bene il polso di come andasse la canzone napoletana di tradizione di quell'epoca. Come artista è inutile dire che è un artista straordinario perché a mio modesto parere incarna contemporaneamente la melodia e la vecchia canzone, vecchia in quanto tradizione, quindi la vecchia tradizione napoletana intramontabile, unisce tutto questo ad una splendida modernità nel modo di interpretare le canzoni e i suoi pezzi. Quindi lunga vita a Pino Mauro, con il grande, grande piacere dell'amicizia di cui mi onora. Attore napoletano, gran bella persona. Chi è che non conosce? Tutti lo conosciamo, Nando. Vincenzo Salema hanno fatto tante cose. Nando è un grande uomo, una grande persona, un grande attore, una maschera Vero. bellissima. Cioè, tu non puoi scordare quando vive. E abbiamo fatto questa scampagnata di un mese di agosto. E faceva pure caldo. Facevano lavare i pazzi in campagna in Coppa Piedimonte Matese, Mamma mia! Però si mangiava. Il maestro quello pensa, no? Sotto all'albero, quando ha mangiato ci mi fatte cavalcate, si coppi che avevano un maneggio lì. È stato uno spasso più che altro. Sì, tra me, Isma, Gigi De Luca. Che poi è andato benissimo questo film. È andato benissimo, però è cominciata questa pandemia. cosa della pandemia, però si riprenderà. Sì. A proposito di saluti, devo aggiungere un saluto particolare, perché io e il maestro abbiamo un amico in comune, Gianfranco Iervolino, il maestro pizzaiolo chef. Che mi ha detto no, tu me lo ma saluti. mi ha mandato il saluto stamattina. Sì, perché ci siamo sentiti. Io credevo che lui fosse ancora a Pompei. No, lui è a Pomigliano con il ristorante. Ma non a Pompei. No, lui è a Pomigliano con questa infatti, pizzeria a allora, 450 gradi. È il fratello di un grande amico me l'ha mio. detto, infatti ha detto salutamelo tanto il maestro. Ho detto no, io appunto adesso ci parlo, ho detto poi verremo a trovarti in pizzeria. Sì, lo portiamo. Gianfranco, poi hai visto pure il Rai adesso, Sì, esce su una trasmissione Rai. Gianfranco è uno che ama la musica, amante di Sergio Bruno. Ma infatti, guarda, è uno spasso pure lui. Mentre invece il fratello che è Davide, quando sente a me le cose, ma pure lui. Allora io l'ho conosciuto quando mi sono accasato a Pompei. A Pompei c'era un ristorantino che veniva a faticare. Me l'ha detto, ha detto che voi suonavate e cantavate insieme. Da Sale e Pepe, sì. Bei ricordi. Ma il maestro non ha perso i ritmi perché da Pompei sale a Milano. Non ha mai detto in Davide non ha mai detto una buccia. Assolutamente. Su tutto ciò, tutto. Sì, però lei sale spesso a Milano, no? Come la trova la città? A Milano ci abito. Sì, lei ci vive. È una seconda casa per lei. No, la seconda casa, è la prima casa perché da la famiglia. Appunto. Sono la famiglia lì. Come si però io sono qua. Come è normale. Come si fa? Tenga la guerra in capo. Si alterna qua e là. Però stiamo parlando del Ladro di Cardellini e vediamo estratto proprio dal Ladro di Cardellini questa canzone napoletana classica bellissima, Lucardillo, che canta il maestro nel film. Allora, un minuto. Sì. Cioè questa canzone non è una canzone. No, è un'opera d'arte. È un'opera, l'hanno cantato un poco tutti i grandi, eccetera. Non è una pazienza. Io non voglio, cioè è chiaro che io non sono un cantante che mi metta a fare. Prima per esempio facevamo, questa è una cosa importante, i matrimoni erano i padri e mamma che stabilivano chi va a cantare. Ma sono che creature che telefonino in mano, 5 creature, i rossi se ne escono fuori e stanno sti cantanti e sti creature. È chiaro che la creatura mica può capire un cardillo. Quando si fa rosso,
può capire un cardellata. Ma i genitori invece sì, ascoltiamo questo Ascoltiamo la capolavoro canzone. da trattare bene, trattiamo bene Luca Ardillo. Buonasera, sono veramente contento di poter dire quello che penso su Pino Mauro, che frequento ormai da quasi 6-7 anni e che conoscevo già precedentemente, perché per me rappresenta la tradizione più bella della musica nostra partenopea, e non solo la musica classica partenopea o quella cosiddetta canzone di giacca, ma anche le canzoni di cronaca che solo lui nel panorama napoletano è riuscito a portare in giro per l'Italia e per il mondo. Mi riferisco alle canzoni anche quelle cosiddette di cronaca o di malavita, come quelle che cantava anche la Vanoni, no? Oltre a tutte quelle d'amore. Ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con lui sia nel mio film Il ladro di Cardellini che nel documentario L'ultimo fuorilegge, e so che è una persona che come il buon vino più invecchia e più migliora. Quindi grazie maestro, e ascoltate e riscoprite, per chi non lo conosce ancora, dei giovani intendo, un grande della nostra cultura musicale. Eccolo Mi ha detto qua, il bene regista. Carlo Luglio, il regista. Carlo Luglio, sono veramente, Ma lei è commosso, maestro, mi sbaglio? Ma io mi commuovo sempre, ogni volta che sento, cioè per me è sempre la prima volta. Bellissimo. Cioè, questo che è una persona, un'altra persona bellissima, Sì. che molte volte litigo pure, anzi quasi sempre. Poi ha sempre Ma è bello ragione. litigare con la persona che si E ama. ha sempre ragione, perché lui ha riscoperto, dice, io con te mi ho imparato certe cose che con papà non mi faceva capire. Perché prima faccio, cioè dico, ma poi dopo dice, ed è bellissimo. E Il si regista- è così affezionato che dopo Il lato di Cardellini ha voluto girare questo documentario. Sì. Poi c'era un documentario sulla mia vita che ha dato, che siamo stati quasi 5 anni da realizzare. Non c'è stato tutta cosa, perché poi è mancato questo, è mancato la De Simone, Roberto, con l'opera Triano, sono mancate un sacco di cose, ma però la vita ancora da finire così. Sì. Ci sta una seconda puntata. Ci stanno stati 35 anni ancora da aspettare. Ma parliamo dell'ultimo dei grandi, ecco, arriviamo a questo argomento, questo super libro. Ma io non ero d'accordo con No? questo Col titolo. con Qual questo titolo, perché E chi l'ha scelto, Pino? Cortese, è stato Franco Sì. Cortese, perché poi alla fine l'ultimo dei grandi non è vero, cioè, è come io pure ho discusso delle canzoni, per esempio. L'ultimo non si dice mai, l'ultimo dei grandi, perché troppo a me chi dice che non può uscire un altro grande? Però era lui. Però l'ultimo che era in voga tempo fa, si l'ultimo rimasto. riferiva ad un passato Sì. di cultura che oggi non c'è più. Ecco questo. Però non tutti poi capiscono la definizione di un titolo, perché è sempre difficile trovare un titolo ad un film, ad uno spettacolo, almeno che non è la canzone. C'è stata qualche critica? Ma a me le critiche non me lo fosse poi. Bella Quella ne sento, no, quelli che quelli che mi seguono, Antagonisti. cioè, No.
ci può essere solo qualche critica perché sta qualche fatto sospeso. Se c'è un fatto sospeso, allora c'è la parte che non vuole ammettere, non si può accettare vicino a me, va bene, per dire la verità. Si nasconde a casa sua, perché altrimenti uno che è bravo, è forte, s'assetta e dice che stai e discuta. Ma io sono Che d'accordo stai su una dicendo? cosa, chi critica teme sempre il confronto. No, ma qua non si tratta di un... Di che? Sì, dai, Piccolino. Sì, non era così forte. Un privato me dice, ma canta che sta... Allora, non è così. Io vi invito, assaltatevi vicino a me, cacciate i documenti e li fate. È il Green Pass, mi raccomando. E lo facciamo in televisione. È normale. Se siete... perché non dire la verità? Allora qualche critica arriva da là, ma che stai dicendo qui? Ma che stai dicendo tu con tu? L'ho punzecchiato, E poi poi c'è la film- sfida, il la libro storia più del re della recente, sceneggiata, sì. Ma ti ripeto, perché poi sono ubriacato i re. Allora, sono ubriacato i re, perché prima stava... Cioè io, Roberto De Simone, mi scrittura con l'opera Buffi e Giovani Santi, e stavo facendo il re Franceschello, no? Allora già, ma dico, ma vabbè, ma i re vanno bene, no? Cioè, poi uno dice a me, no? Cioè, voglio dire che esistono, ma piglio pure col tuo settore, col tuo settore, i giornalisti. E fate bene a prenderlo. I giornalisti lì forse di più. che vabbè, fanno il loro mestiere. Per esempio, io adesso sto guardando da giorni, per esempio, no? Che si parla solo giornalisti. Allora praticamente loro non si vogliono mettere contro una, contro l'altra, allora non dicono mai ai cose come sta, ti girano attorno, ti arravogliano. Sono diplomatici. I piccioni immagini lei dalla diplomazia, diplomatici. Ma è normale che debbano fare questo, devono comunque. E anche allora un questo po' re, ma portando, mascherarsi. lasciamola, io sono... Questo re, niente re. Io sono uno che combatto per la musica bella, la mia cultura, le canzoni belle, la melodia bella, le note belle. Non mi piace il rumore, non mi piace l'alluccare, io già trasirinde e vena in due sangue la gente. Che belle parole. Sembrava che stesse facendo la sceneggiata, ma Bello. sai, quella verve. Perché poi tutte le persone un po' come me vengono, come si dice, molti nemici, molto onore. Cioè, se tu non sei nessuno, non viene criticato. Ecco, è giusto. Se tu non sei nessuno, cioè, chi è che ti critica? Nessuno. Chi non ti critica significa che non esiste. Significa che non ha niente da prendere da te. Io oggi ho cominciato, cioè, quando facevo gli spettacoli fuori le Jazz Fit, Calibranova, Motoscafo, la stampa mi etichettava, ne parlava, giornali a morire perché vendevano i giornali, dicevano che questo genere è etichettato un po' la malavita, cioè, ma io, se io canto, si merla canta Camorra, o io canto fuori legge, ma non è che scriviamo, stanno gli autori, io sono un interprete di questa cosa. Sì. La gente vuole questa cosa, è come il ciclo dei film western di Ennio Morricone, chiamavano Ennio Morricone per fare quelle musiche, quindi non è che sono chi. Il giornalismo questo non lo vuole, perché poi c'è stato un momento che l'unica incasso che si faceva era la sceneggiata, quando tutta l'alta cultura, Enrico IV, eccetera, eccetera, non mettevano porte, insomma. C'è stata anche un po' di questa confusione dove arrivavamo con le sceneggiate, io e Merlo. I botteghini saltavano. Ma adesso abbiamo l'autore del libro La Sfida che manda un saluto, e poi colleghiamo anche i saluti numero 5 con un altro scrittore e cultore della musica napoletana. Un grande saluto e un fortissimo abbraccio al maestro Pino Mauro, uno dei più grandi interpreti della storia della nostra bellissima canzone napoletana, grande
attore, grande interprete della sceneggiata. Ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con questo grande artista per un po' di tempo, quando ho scritto questo libro, che la sua biografia si chiama La sfida, e l'ho seguito durante le sue apparizioni, le sue uscite teatrali, i suoi concerti, sempre acclamato dalla folla, dalla Napoli vera, sempre appassionata ed entusiasta della sua importantissima voce, e sono stato veramente contento di aver conosciuto un uomo, oltre che un artista, come il maestro, e sarò sempre il suo fan numero uno. Gli mando un forte abbraccio e un grande saluto, e ci vediamo presto. Pino Mauro, chi era costui, si chiederebbe Don Abbondio nelle pagine di Alessandro Manzoni, anziché a proposito del filosofo Carnere. Ma principalmente chi sono io per dire chi è Pino Mauro? Sono uno scrittore con in mano un libro di Baudelaire che non è neanche il mio, è di un amico mio, che ha avuto la fortuna di seguire le ultime tournée di Frank Sinatra in Italia, fra le quali anche uno spettacolo con Sammy Davis e Liza Minnelli, ed aver saputo cogliere il grande pathos che arriva da lontano, internazionale, mondiale, di questo cantante che ha scelto la musica napoletana per far afferrare la sua grandiosità tutta didascalica, di swing, di jazz, di lirica, che viene da lontano. Mettete Pino Mauro a cantare vicino qualsivoglia cantante, qualsivoglia altro grande personaggio, e lui prevarrà un istrione alla Aznavour, alla Gilbert Bécaud, con una sua maschera iconico-ironica alla Jerry Lewis, che anche cantava, con degli occhi azzurri che vanno fra lo storico Ferdinando IV al suddetto Bing Crosby. Ecco, forse per questo Francis Ford Coppola pensò a lui, per un cameo particolare dove doveva avere la parte che era già stata in precedenza di James Caan, il ruolo di Sonny Corleone, fratello di Al Pacino, forse per una musicalità maggiore dovuta a quel viso che porta tanta storia con sé, da vero aedo pompeiano antico di 3000 anni. E con questo credo di aver detto tutto quel che potevo su questa maschera antica della musica di transizione fra il classico eterno e la musica leggera, ossia la musica napoletana. Riccardo e Vincenzo, Sì. insomma, vi hanno proprio tratteggiato bene. Vi hanno pittato bene, come si vuol dire. Riccardo, che poi collabora anche con quotidiani. Riccardo è un ragazzo che voglio molto bene, che è uno scrittore, Sì. editore, Sì. viene dalla strada, ragazzo che... Ma questa è tutta gente di un'alta cultura, insomma. Sì, ci stanno pure tanti. Noi abbiamo una ricchezza enorme in questo paese di grandi personaggi come queste persone. È solo che in Italia abbiamo questo paese più bello del mondo, come la Napoli, che è la città per antonomasia più bella. Lontana Napoli non ci può stare, Napoli è un mondo. E allora però abbiamo questo nemico che non vuole assolutamente la cultura. La cultura è la cosa più importante che esiste nella vita. C'è pure, e poi non è vero che viene solo dai libri, uno può nascere pure autodidatta e può apprendere anche dopo un po', se ha voglia. Come? Se ha voglia, è tutto. Cioè, se uno è nata per fare la vita, uno lo fa. Se non è nato, uno non lo fa. Qualsiasi cosa gli possa accadere, non lo fa. Quindi
viva la cultura, Viva la cultura. e se, ripeto ancora, sfogliate i libri. che E ce ne viva lo stanno tanti. studio, sì, è vero. Abbiamo comprare lasciato per ultimo l'aspetto familiare. Ecco, parliamo un po' della famiglia, la priorità, no? La grande Però priorità. ne vogliamo parlare dopo che vediamo questi saluti. No, Così dobbiamo poi- dire anche quella chicca, Antonio, però dopo, vediamo prima dopo. i saluti, Ma dai. se il maestro la vuole dire quella chicca Ma là, sicuramente, perché non lo so Antonio. se lo vuole tenere segreto e nascosto. Vediamo gli ultimi 2 saluti. Ciao papi, beh, non servono tante parole per dire che persona sei, che uomo sei, che artista sei, perché comunque hai tante persone che ti amano, ma soprattutto che papà sei, il mio grande amore. Niente, ti mando un bacio e ti amo. Ciao papi. Ciao papone mio, sono qui per farti un breve videomessaggio, ma in questo videomessaggio non starò qui a dirti quanto sei unico, speciale, che grande artista sei, che papà unico sei stato e che papà unico sarai. No, sono qui a dirti che oltre ad amarti profondamente sono molto orgogliosa di te come nonno. Non avrei mai pensato che potessi essere un nonno così dolce, amorevole e attento, e come poi ti sei rivelato con Sofia. E questa è la cosa più bella che potessi regalarmi, e quindi io sono qui per dirti questo, papi. Sei veramente un nonno top, un po' rompiscatole, un po' pesantuccio a volte, ma un nonno top. Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, papi, volevo dirti che, sai quella volta che mi hai detto che il mio gatto di patate non andava bene perché lo speck era un po' più spesso e che quindi, insomma, eri stato un po' critico? Ci ho lavorato su. Sappi che ne ho fatto uno super pazzesco. Non appena torni a Milano te lo ripropongo e non sarai così critico come lo sei stato l'ultima volta. E per la gioia di mamma aumenteremo un po' quella panzetta che c'hai lì davanti, che comunque io e te lo sappiamo, non è pancia. No, papi, quella è solo bellezza che ti avanza. Ciao papone, ti amo, la tua Miki. Ciao nonno, oltre a sapere che sei un nonno unico e fantastico nel tuo genere, volevo dirti che sei sempre presente e io ti amo. E sai che nonna Clara è un po' timida, quindi mi ha detto di lasciarti un messaggino. Ha detto che ti ringrazia veramente di averle donato 2 figlie meravigliose. Eppure io ti ringrazio perché mi hai donato una mamma davvero fantastica e meravigliosa e anche una zia fantastica e meravigliosa. 2 parti della mia famiglia uniche nel loro genere. Un bacione nonno. Che belli questi La bellezza messaggi. che avanza, Si è commosso il nostro maestro, vedi il lato tenero e sensibile. Ma sono bellissime le tue figlie, anche la tua nipotina. E anche altri, ovviamente, che non hanno fatto il video, ma sono sempre vicino a te. Vicinissime a te. Ma soprattutto questa, la nipotina proprio. Sì, spigliatissima al massimo, vispa. guarda. Cosa hai da dire della famiglia, dai? Aspetta. Anche perché devo dire anche quella cosa molto importante. Ha detto il Ma maestro. la bambina è nata, è proprio questo fatto, è talento proprio nato. È un artista. Io cerco sempre di allontanarla da questa... Da questo mondo? Sì, lei gli piace, ha fatto anche degli spot per la beretta, per tutte queste cose, però hanno studiato, questo io non glielo auguro a nessuno, questo mestiere. Un buon papà questo direbbe. Devono stare lontano da questo mestiere, lo capisco
lei sì, è perché danza, pianoforte, fa tutte queste cose qua, ma io se posso sconsigliarla la sconsiglio. Studia, laurea, questo conta nella vita. Che ognuno che fa il nostro mestiere, prima o poi, io sono nato in un momento del dopoguerra, subito dopo quando non c'era nulla. Sì. Cioè lì se potevi cadere nella botola della strada era facilmente, potevi caderci da un momento all'altro. Dopoguerra non c'era, mancava anche il cibo. Lei ha vissuto la vera miseria. Io ho vissuto subito, stavano ancora i tedeschi a Villaricca Sì. quando sono nato. Poi sono espatriato, io la mattina prendevo il pullman, scendevo a Napoli, mi sono fatto da solo, senza aiuto di nessuno. E questo vale ancora di più. E senza una lira. Mio padre mi dava quei soldini, nascosto a mia madre, me li lasciavo sul comodino e non diceva a nessuno. Io ho fatto il primo disco, Amore Amaro, che è conosciuto, è un classico ormai. Cantavo alla Rai con la Vis Radio, mia madre non sapeva ancora chi era Pino Mauro, per dirti, no? Mentre mio padre, e ho litigato con i miei fratelli, cose che non volevano che io prendessi la strada loro delle sartorie, delle cose. Poi ho cercato pure di farlo con l'abbigliamento, ci penso un sacco. Ma quando la passione è passione. Comunque è una bella cosa. Pino, io faccio complimenti alla tua persona, al tuo grande cuore, al tuo essere papà, al tuo essere artista, nonno affettuosissimo. Ma io cercherò, cioè praticamente non ho potuto dare tutto ai miei figli, perché era un periodo, non c'era tempo. Come da parte mia, come gli altri colleghi miei, non hanno mai potuto dare. E oggi lo sto facendo con loro hanno capito, con la nipotina. Diciamo questa chicca che dobbiamo chiudere. E la chicca, maestro, la posso dire? Che tra qualche mese cosa succederà? Cosa succederà? Il matrimonio? Tra qualche mese uniamo, cioè dopo 45 anni, e mi sposo. Auguri, maestro! 45 anni. E che? Perché non è mai troppo tardi, no? Non è mai troppo tardi, è una cosa, è un impegno che io devo mantenere, perché la mia compagna l'ho conosciuta a 16 anni, venne al Teatro Smeraldo con sua mamma a chiedermi un autografo. Ciro Capano se lo ricorda. Sì. E da allora insomma io ero chiuso in camerino con quello lì, il giornalista di Grazia, no? Era napoletano questo, di cuore, cioè non mi ricordo. Ero in camerino lasciando un'intervista, dopo che era quasi finito, i camerini si era sfollato tutto, uscì fuori e questo stava con la mamma aspettando. E così l'ho vista. Beh, io e Antonio ci organizzeremo anche per venirla appunto a salutarla ed applaudirla con la sua sposa. Però adesso volevo dire al regista che adesso che Pino Mauro ci saluta con questa canzone che ci regala e ci fa voi sarete ospiti, perché cioè, a Milano lo facciamo, perché Milano è quella del comune, perché i suoi non è che possono venire. Qui faremo un'altra festa dove voi sarete. Grazie. Davvero, grazie. Faremo una cosa bella su Che Stella, che bello. Sotto le stelle. Allora, visto che il maestro Pino Mauro adesso per salutarci ci regala proprio un'anteprima, e allora dico al nostro regista Antonio, se mentre canta fa scorrere anche quelle foto del blocco numero 2, così completiamo tutto il nostro materiale preparato. Noi concludiamo sempre con la domanda, maestro. Gliela vogliamo fare dopo la canzone? Dopo la canzone? No, secondo me prima, perché la canzone rimane, ce l'abbiamo No, lei come ha trovato a Tu per Tu? Come si è trovato qui con noi? Andò, si mi fai pare pagina.
mi piace più assai. Come ha trovato sincero questo e programma? schietto. Ecco, il quale è il maestro, no? Vabbè, Sincero. no, comunque, queste sono le cose che piacciono a me. Ah, benissimo, Non mi lei ha piace detto né tutto. il tarantella, perché molte volte io sono ma che ci fa, ma che ci vieni a Restio, fare, sì, ma che sì. ci fa. Poi è un mestiere, se io tengo a pigliare i miei soldi mi piglio ma la sì, è un mestiere. Però se devo fare delle scelte, allora Le fa ponderate. non ci stanno, non ci sono, va a scegliere sempre, è inutile che poi la rete poi mi apre, là è No, giunta, vabbè, in base meno. alle situazioni, è vero, non questa tutti è possiamo essere cultura, uguali. è cultura. Grazie maestro, grazie alla sua presenza qui. a Anche la Ponte TV. cultura del cibo. Del cibo con la nostra food blogger. Io voglio ringraziare Angelo Cero e Angelo la ringrazio infinitamente per questa bella intervista insieme al direttore Renato De Carmi. Sì. Deve mandare il saluto. Angelo, io ti saluto, una bella abbraccio, voglio salutare pure a Ciro che mi manna certi pacca a Milano, mozzarella, torta, ma ci la saluto. Quella è bellezza, quella è bellezza. Noi vi ricordiamo che domenica sera... Posso dire, c'è che la fa pubblicità? No, anzi, quella è casa nostra, la nostra famiglia, è normale. È dello panificio Meri. Ah, come? Sì, è Salutiamo il amico, no, è panificio amico di Meri. Partenope Sì, TV. sì, È amico sì. vostro. E allora vi ricordiamo che andrà in onda la replica domenica sera, vi ringraziamo, dopo la canzone insomma Non taggia perdere. sfumeremo e vi ringraziamo dell'ascolto e vi aspettiamo la settimana prossima. Ovviamente vado a ringraziare la nostra Gemma Caruso in Cucina con Gemmi, mi raccomando cliccatela su Instagram, maestro Pino Mauro. Microfono. Grazie, le cedo il microfono Ma questa per concludere chiudiamo con la canzone, non taggia perdere. Allora, io questa canzone la voglio dedicare, questa è la canzone dell'amore. Cioè, chi è che non dice mai vicino alla femmina come mangia fa per un sapere, alla sua donna, alla sua mamma, al suo nonno, al suo a chiunque figlio, dimmi come mangia fa, tu sei un fuoco che nessuno posso dare, ma perché? Sì, dillo pure che tu soffri come me. Queste canzoni non moriranno mai, sono nate per restare e questa ve la dedico col cuore, col sangue e con la mente. Grazie all'artista, attore italiano Pino Mauro, ad A Tu per Tu. Alla prossima! Ciao! Dimma come ci va per non ti perdere, dammi un cuore tu per te pregare, non ho dire che hai muore d'amore, si mi lascia non posso campare. Tu sei una prima che nessuno possa dare, tu sei un fuoco che nessuno possa dare, ma perché mi fai dannare? Tu soffri come a me, forse l'unica ragione che sta qua, ci sarà
lo saccio già. Come tenuta forza e mi fa piangere, trovo il mio coraggio e mi sale a fare che sta bocca è soltanto da me, poi nessuno di mano sarà. Come a me, ora sono l'unica ragione che sta qua, c'è starà. Oh, saccio già.